Amici di Directa Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Simula. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Alberto Tosini si apprestano a raccontarvi Dinamo Basket 2000 CMB Porto Torres e la sesta giornata del campionato di Serie D di basket. Sfida che sarà diretta dal duo sassarese composto da Federico Cherchi e Antonio Gavini, con le squadre prossime all'ingresso sul parquet. Andiamo a elencarvi quelle che sono le scelte dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dal CMB di Walter Corrias, che parte con il numero 2 Pugioni, col 19 Pizzalis, col 21 Pisano, col 22 Cesaraccio, col 33 Luzzu. I primi 5 invece per quello che ormai tanto tempo fa è stato un suo allievo, Emanuele Rotondo. Parte col 2 Sata, col 9 Peragallo, col 18 Matteo Pisu, col 19 Virdis e con il 45 Pioltino. Dinamo 2000 che arriva a questa sfida imbattuta, 5 vittorie in altrettante gare disputate in questo avvio di stagione straordinario per i biancoverdi. D'altro canto i portotorresi occupano la quarta piazza, quota 6 punti, 3 vittorie e 2 pareggi per i ragazzi di Corrias, che arrivano a Sassari dopo la vittoria interna contro la Coral Alghero 79-71, gara in cui ha decisamente spiccato Alessandro Pisano, miglior realizzatore, con 28 punti, mentre gli arbitri hanno alzato la prima palla 2 della gara. Arrivano subito i primi 2 punti per la squadra di Rotondo, a metterli a referto Andrea Peragallo. In punta per le CMB c'è Luca Pugioni, riceve su un quarto di campo Pizzalis, attacco di Porto Torres che ribalta il lato, libero con il long two il numero 22 Andrea Cesaraccio, pareggia i conti a quota 2. A proposito di numeri 2, ancora la sfida tra Sata e Pugioni, con quest'ultimo ad avere la meglio può provare a correre in contropiede Porto Torres, palla tra le gambe di Alessandro Virdis. Altro tiro dalla media per il CMB, questa volta a mettere a bersaglio Gianluca Luzzu. Qua Virdis prende la fascia centrale, si appoggia con la prediletta mano sinistra al tabellone, il ferro non accoglie il suo tiro, allora Porto Torres corre bene il campo, da ancora sotto canestro per Andrea Cesaraccio. Per Porto Torres parte con le marce alte, una palla persa e un layup sbagliato da Virdis. D'altra parte arriva la stoppata qua di Pizzalis contro un Matteo Sata che aveva forzato eccessivamente la penetrazione. Ancora Cesaraccio per il tiro con spazio da 3 punti per il capitano di Porto Torres Alessandro Pisano. Ferri del Pala Simula che non accolgono la conclusione del numero 21. Dinamo 2000 che prova a ragionare un po' di più rispetto al precedente attacco, quando Matteo Sata si è andato a cacciare nei guai forzando la penetrazione e venendo stoppato. A Porto Torres che sporca un altro pallone rimessa da fondo per i biancoverdi, con Peragallo arriva un'altra palla persa dalla rimessa. Manuel Rotondo ha già qualcosa da dire ai suoi. Stavolta il ribaltamento è ben letto da Peragallo. Arriva il primo fallo della partita dopo 2 minuti abbondanti di gara. Rotondo che non ha preso di buon grado l'inizio dei suoi ragazzi, un paio di palle perse.
è una conclusione forzata. Qua viene a ricevere palla praticamente alla linea di metà campo Virdis, scambia con Peragallo, va a sfruttare la sua abilità nel pitturato per dimezzare il ritardo. 6-4 il punteggio per il CMB, la pressione di Sata, bucato l'anticipo da Piso, allora si può buttare dentro Alessandro Pisano, trovare altri 2 punti, bucato l'anticipo. Qui la difesa della Dinamo 2000, difesa pericolosa, da lì generato tutto il vantaggio costruito dai bianco-blu di Corrias. Qua Peragallo prova a fare tutto da solo, altra stoppata, stavolta a portarla è Gianluca Luz, contropiede per Porto Torres, una stoppata da una parte, una stoppata dall'altra, arriva anche quella di Virdis, prova a correre a Dinamo 2000 con Peragallo, spazio per la tripla del numero 9, conclusione lunga, si alzano i ritmi, 2 squadre che non stanno disdegnando il fatto di correre il campo. Di Pisano che va a incastrarsi tra ferro e tabellone, Freccione che premia la formazione di Porto Torres. Abbiamo detto arrivata a Sassari con un record di 3 vittorie e 2 sconfitte in trasferta, record racconta di 2 partite, una portata a casa e una persa alla squadra di Corrias. Prova a prendere posizione in post Andrea Pizzali, se li sporca il pallone Alessandro Virdis, rimessa a lato per il CMB. 6:53 al termine del primo quarto, 8-4 il parziale in favore degli ospiti. Attaccano con questo tiro da lontano di Andrea Cesaraccio, ottimo l'inizio del numero 22 di Porto Torres, sassarese classe 1998. Il pallone tra le mani di Matteo Sata, prova a prendere posizione Pioldino, invece il ribaltamento per Capitan Piso, la palla in punta per Sata che batte il diretto marcatore con discreta facilità, appoggia al tabellone 2 punti, qua un po' pigro in difesa Luca Pugioni. Un Porto Torres che prova inizialmente a sfruttare la transizione primaria, poi rallenta i ritmi, sta segnato per Luzzi, non è sporcato da Alessandro Virdis, taglio backdoor di Cesaraccio, dimenticato alla difesa di Rotondo, arriva il massimo vantaggio di questo inizio gara per il CMB, 13-6, 5:48 al termine del primo quarto. Al Palasimula Matteo Sata esce Peragallo per ricevere, Pisu prova a forzare la penetrazione, il giro sul perno, poi conclusione mancina nettamente imprecisa che non trova neanche i ferri. Dunque altro attacco non da ricordare per la formazione bianco-verde, rimessa da fondo, già battuta dal CMB che avanza con Pugioni che deve perdere gioco a forza qualche secondo sulla solita pressione di Sata. Pallone che arriva in qualche maniera a Alessandro Pisano che prova a sfruttare il blocco di Pizzalis che poi si apre per il tiro, conclusione corta che batte sul primo ferro. Ora Peragallo va andare 1 contro 1 contro Pizzalis, va a pescare il fallo del numero 19, secondo fallo di squadra per il CMB in questa prima metà di primo quarto, che è andata via sul parquet del Palasimula. 2 liberi per Andrea Peragallo, ex giocatore della Torres, uno dei più esperti a disposizione di Emanuele Rotondo. Classe 1983, 35 di primavera per il 9 sul primo viaggio in lunetta di questa partita. Secondo libero sul secondo ferro, rimbalzo catturato da Pizzalis, prova Cesaraccio ad andare dal suo playmaker Luca Pugioni, il pallone per Gianluca Luz, pallone per Pizzalis in punta, passaggio complicato per Pisano che riesce comunque a controllare, poi prende una tripla fortissima. Conclusione da rivedere per Alessandro Pisano, uno dei veterani a disposizione di Walter Corrias, miglior realizzatore della squadra. Giocatore anche bravo nel gioco a spalle a canestro. Matteo Sata
Va in punta da Pioltino per Peragallo che si butta dentro, penetrazione anche questa un po' forzata, palla che sbatte sul primo ferro, il rimbalzo viene catturato da Gianluca Luz che però non è impeccabile nella riapertura, regala una rimessa al lato a Dinamo 2000. Messata in punta per l'uscita di Peragallo che mette a posto i piedi, buca la retina di Porto Torres, segnando i punti numero 8 e 9. Altro taglio qua di Pizzalis, dimenticato da Virdis, non paga dazio però la difesa bianco-verde. Allora Pioltino palleggiare con disinvoltura e a consegnare tra le mani di Matteo Sata che rimette a posto l'attacco dei suoi. Poi Peragallo buca l'anticipo Pizzalis, il tiro di Peragallo non viene accolto dai ferri, poi prova a correre Porto Torres. Altro tiro dalla media, questa volta per Andrea Pizzalis, arrivano 2 punti per il giocatore di Porto Torres, non contento dell'avvio del suo. Emanuele Rotondo chiama il primo time out della sfida, punteggio di 15-9 in favore dei ragazzi di Walter Corrias. Noi approfittiamo della pausa per ricordarvi che questa sfida è valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie D di basket maschile. Altri incroci di questa tornata di campionato, quelli tra Coral Alghero e Uri, Carbonia e Sulcispes, Sant'Antioco, Cusassari, Scuola Basket Cagliari, Sinai, San Salvatore Selagius, Elmas Nuoro e Vitalis San Gavino contro quarto, per una classifica che prima dell'inizio di questa tornata di campionato divisa come al solito tra la giornata di sabato e domenica vedeva proprio la Dinamo 2000 in vetta con 10 punti, 8 punti per Elmas e Sinai, 6 per Porto Torres, Carbonia, Sulcispes, Coral e Cusassari, 4 punti per Uri, 2 per Nuoro, Scuola Basket Cagliari e Vitalis San Gavino a chiudere la graduatoria. Quarto è San Salvatore Selagius a quota 0, classifica di cui si deve tener conto del fatto che Elmas, Sinai, Sulcispes e Uri hanno una partita in meno. Intanto le squadre che rientrano sul parquet, non è piaciuto l'avvio dei suoi coach Emanuele Rotondo, chiamato la pausa e ha messo in campo il numero 25 Marco Sanciu. Ora passa sul blocco di Virdis che rimane aperto in punta, lasciando spazio alla ricezione nel pitturato di Bach. Il pallone fuori dall'arco per Matteo Pisu, assistito da Pioltino e non da Bach come erroneamente detto. Tripla di Pisu, buona uscita dal time out per la capolista del campionato. Prendere posizioni nel pitturato Parodo, il ribaltamento per Luz e forza una linea di penetrazione, non c'è spazio sulla linea di fondo, palla persa per la Dinamo 2000, prova a correre in transizione, il tiro di Sanciu non viene accolto dai ferri del Palasimola, ma trova comunque gli applausi convinti del suo allenatore, soddisfatto della transizione dei suoi ragazzi in questa circostanza. Luzzu per Pugioni che esce dal blocco portato da Cesaraccio, tiro stoppato da Virdis e tentato da Parodota, conclusione da lontano piuttosto velleitaria, ma d'altronde mancavano pochissimi secondi allo scadere dei 24 secondi. Quel ribaltamento di Sanciu, si deve impegnare Peragallo per tenere palla in campo, ci riesce ma non riesce a evitare l'infrazione di campo che restituisce palla al CMB avanti di 3 lunghezze a 2 minuti e 33 secondi dall'intervallo tra primo e secondo quarto. 2 minuti e 33, time out sul campo, piccola pausa anche per noi. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Dinamo 2012 CMB Porto Torres 15, 2 minuti 33 secondi al termine del primo quarto al
Palla Simula, avvio di gara equilibrato con Porto Torres che ha provato una mini fuga rintuzzata dalla buona uscita del time out della formazione di Rotondo, che aveva iniziato la partita con qualche palla persa, qualche forzatura di troppo nel possesso per i bianco-blu di coach Corrias. C'è il blocco di Parodo, ora riceve la buona difesa di Pisu, la forzatura del 15, il rimbalzo catturato da Marco Sanciu. Ora per Matteo Pisu arriva la chiamata del capitano, palla per Pioltino. Nel frattempo ha fatto anche l'esordio nella gara Alessandro Pacifico. Sanciu sul blocco di Alessandro Virs, giocano il pick and roll in due, i due, pallone ben letto qua dalla difesa di Porto Torres che corre in contropiede, trova 2 punti con il lay-up di Luca Pugioni. Porto Torres che torna sul più 5 quando siamo entrati negli ultimi 2 minuti del primo quarto. Attaccano i padroni di casa con Sanciu a prendere posizione in post Pioltino, una deviazione con il piede di Pugioni, stesso Luca Pugioni che lascia il campo a pannaggio di Simone Piras. Porto Torres dalla scorsa stagione, ragazzo di Sorso, cresce proprio nella squadra del suo paese. Qua il pallone per Pisu che finta la tripla, si va da Pioltino, arriva il raddoppio della difesa di Porto Torres. Sanciu rischia nella ricezione e deflezione di passi da terra, raccoglie questo pallone Simone Piras. Bell'apertura rischiosa qui per Cesaraccio, sporcata da Pioltino. Buono qua il sforzo difensivo del giocatore originario di Vigevano. È rimessa da fondo per Porto Torres, batterla Luzzu, ora riceve fuori dalla linea del tiro dei 3 punti Parodo. Il battimento per Simone Piras, mette palla per terra Pisano che prova una palla complicata nella tasca, la sporcata dalla difesa sassarese. Arriva il fischio arbitrale, i direttori di gara che, ricordiamolo, sono i signori Federico Cherchi e Antonio Gavini, entrambi di Sassari. Sanciu in palleggio, riceve Pacifico, battimento per Capitan Pisu, la posizione in post Piras. C'è quarto di campo per il 19. Qua si fa male Virdis, pesta la linea dall'altra parte Gianluca Luzzu, palla persa per Porto Torres. Virdis è rimasto a terra nel duello fisico con Cesaraccio. Nessuna conseguenza grave per il numero 19 dei punti di forza in questa Dinamo 2000 che così bene ha cominciato questo campionato. Alessandro Pacifico va da Pioltino, disturbato da Parodo, rischia di perdere il pallone. Poi Matteo Pisu a giocare il pick and roll proprio con il suo numero 45, rimpiazzo di Sanciu, pallone eccolo ora per Pioltino che finta, fa saltare l'avversario che però non si scompone evitando il fallo. L'ultimo tocco è bianco-verde, la rimessa è bianco-blu, sarà verosimilmente questo l'ultimo attacco del primo quarto al Palasimula. 18 secondi sul cronometro con Alessandro Pisano a orchestrare questo attacco, sale per portare il blocco Parodo, il cambio difensivo che porta Matteo Pisu sotto canestro nel duello proprio con il numero 15, primo fallo di squadra nel quarto per Dinamo 2000, ne ha ancora 3 da spendere in 7 secondi, vediamo se Porto Torres riuscirà a trovare comunque il modo di tirare. Qua Luzzu, il tiro da lontanissimo a bersaglio di Alessandro Pisano, trova il jolly sul finale del primo quarto. Suona la sirena al Parasimula, Dinamo 2012 CMB Porto Torres 20, primo quarto è dei ragazzi di Corrias. Noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e ci risentiamo fra un paio di minuti per il secondo quarto della sfida.
J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi, italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Otto lunghezze di vantaggio per il CMB Porto Torres di Walter Corrias contro la Dinamo 2000 di Emanuele Rotondo dopo i primi 10 minuti di questa sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D di basket maschile. Primo quarto in cui i sassaresi hanno perso qualche pallone di troppo, forzato qualche conclusione di troppo, cinica è stata la formazione oggi in trasferta a punire tutti gli errori dei biancoverdi. Gli 8 punti di vantaggio sono lì a certificare la superiorità della squadra che ora attacca con Luca Pugioni a varcare la linea mediana sulla pressione non troppo intensa di Sancio, in comprensione con Pisano, palla che finisce tra le mani di coach Corrias, non prende di buon grado l'incomprensione tra il suo numero 2 e il suo numero 21. Alla Sancia a giocare il pick and roll con Pioltino che la va poi a bloccare Cecco per Virdis, ricezione per Pisu, rimbalzo dopo la conclusione non precisa di Cesaraccio. Torres prova sempre a correre nei primi secondi dell'azione, anche qui trova 2 punti appoggiati al tabellone firmati da Simone Piras. Arriva il fallo della difesa sassarese, sarà il tiro libero supplementare per il numero 8 con Porto Torres che raggiunge la doppia cifra di vantaggio. Arriva il cambio in casa Dinamo 2000, riprende posto sul parquet Andrea Peragallo, va a rifiatare capitano Matteo Pisu. Dunque tiro libero supplementare per Simone Piras. Una questione irregolare qui del tiro libero, è rimessa al lato per Dinamo 2000. Sotto ora di 10 punti, chiamata di Marco Sanchu. Posizione in post Pioltino, bello qua il ribaltamento per Pacifico, tripla con i piedi a posto del numero 6. Una volta non è precisa dall'arco la formazione della Dinamo 2000, uno dei migliori attacchi in questo campionato. Più avanti saremo più precisi. Qua si estende Luca Pugioni. Porto Torres doppia Dinamo 2000, 24-12. Ora Sanchu per Peragallo, il ventaglio di Sanchu, palla fuori per Pioltino, si va da Pacifico, mette palla per terra, fa sedere il suo diretto avversario, scarica una bella palla per Alessandro Virdis che interrompe la carestia offensiva dei padroni di casa. Una Luca Pugioni che prova a mettere un po' d'ordine nell'attacco di Porto Torres, il pallone per Francesco Parodo, l'uscita di Cesaraccio, anche quella di Piras sul blocco portatogli da Pisano. Arriva il raddoppio della difesa, Pisano fa saltare Pacifico che a un secondo dallo scadere dei 24 secondi salta un po' ingenuamente su questa finta, lontano dalla inquadratura della telecamera di Alberto Tosini. Emanuele Rotondo si dispera per l'errore del suo difensore, aveva difeso bene qua. La squadra bianco-verde concede altri 14 secondi all'attacco CMB, sta messa dal fondo poco prima della ripresa del gioco. Arriva il cambio per un Corrias che rimette in campo Pizzalis, sceglie il posto Andrea Cesaraccio. Buono il suo primo quarto, così come quello di tutta la formazione oggi in trasferta. Messa eseguita da Pisano, riceve fuori dall'area Pizzalis, pallone per Luca Pugioni, vuole togliergli ossigeno, salta. Eccolo il pallone per Pisano, palla pericolosa per Francesco Parodo, l'ultimo tocco è del 15 bianco-blu, la rimessa è bianco-verde.
7 minuti e 59 secondi. Pacifico prova a correre il campo, gli dà le spalle un difensore avversario per rischiare l'infrazione dei passi, Pioltino. Si torna in punta da Matteo Sata che gioca il pick and roll con Virdis. Buono qua lo show difensivo di Pizzalis. Il pallone sotto per Pioltino. Si chiude l'ombrello difensivo di Parodo, palla persa per la Dinamo 2000. Contropiede per Porto Torres, arriva il fallo antisportivo, se non abbiamo visto male, di Andrea Peragallo, così è. Ancora bene nel contropiede primario Porto Torres che sta lavorando bene in difesa. D'altronde parliamo di una squadra che nelle prime 5 partite ha concesso la miseria di 67 punti scarsi agli avversari, contro un attacco capace di realizzarne 80 abbondanti a partita. Va a sbagliare il primo tiro libero Alessandro Pisano, mettendo a segno il secondo per possesso. Ora ancora per Porto Torres dopo l'antisportivo di fischiato a Peragallo, che è anche il terzo fallo di squadra per la Dinamo 2000 dopo 2 minuti e mezzo scarsi di questo secondo tempo. Attacca Porto Torres con la solita impostazione di Luca Pugioni. La Dinamo 2000 a zona, prova a muovere la difesa avversaria, arriva questo tiro dalla media di Francesco Parodo a punire una scelta difensiva di Emanuele Rotondo. Ha provato a mettersi a zona sfidando un po' un attacco di Porto Torres che però finora sta realizzando con ottime percentuali. Qua Pacifico va a raccogliere la carambola Virdis, poi arriva il fallo su Pioltino di Francesco Parodo che si accusa immediatamente della irregolarità e manda in lunetta il numero 45 della Dinamo 2000, giocatore classe 1996. Versi indisponibili da ambo le parti, ultime defezioni tra le altre per la Dinamo 2000 quelle di Ianno Nigra e Simone Pisu, squadra di Rotondo che deve rinunciare anche a Jacopo Canopoli. Per quello che riguarda invece il CMB, assenti Ignazio Soggiu e Gabriele Tedde, 2 senatori. CMB che finora però non sta assolutamente pagando l'assenza di questi 2 giocatori. Adesso arriva questa penetrazione forzata di Piras, fasi convulse di gioco, una palla persa, una contropalla persa. Era Matteo Sata in palleggio, sporca l'incrocio del numero 2 Simone Piras, l'ultimo tocco è del giocatore di Porto Torres. La rimessa al lato per la Dinamo 2000 che ora rimette in campo il suo capitano Matteo Pisu, proprio lo stesso numero 18, va a rimettere in gioco il pallone. Mossa complicata che viene recapitata tra le mani di Matteo Sata. Uscita di Peragallo, si va dall'altro lato dove c'è Pisu che prova a mettere palla per terra contro la difesa di Piras che stavolta si fa sorprendere un po' troppo alto sulle gambe. Arriva il secondo fallo di squadra nel quarto per il CMB. Siamo a 6 minuti e 32 dall'intervallo lungo. Porto Torres avanti di 11, 27-16 sul campo della Dinamo 2000. A Pioltino ora a sfruttare il vantaggio in termini di chili sul diretto avversario. Arriva il blitz di Simone Piras, prova a correre in contropiede Porto Torres, c'è una maglia che si allunga, gli arbitri non lo vedono, c'è l'infrazione di passi di Andrea Pizzalis. Palla persa per Porto Torres, messa a fondo eseguita da Matteo Sata, per Matteo Sata. Il blocco di Bach, l'uscita di Pisu, in punta da un'occhiata ai compagni, poi decide di mettersi in proprio, forza la penetrazione, prova a caricarsi la squadra sulle spalle Matteo Pisu. Fuori da questa situazione con 2 tiri liberi, il massimo. Un attacco sassalese che finora sta faticando a realizzare ma anche a creare tiri in ritmo. A mettere punti a referto, formazione bianco-verde con il viaggio in lunetta di Matteo Pisu che mette a bersaglio il primo tiro libero.
anche il secondo a bersaglio per il capitano. La chiamata di zona, fronte pari per Rotondo. Vediamo come gestirà il tutto Porto Torres. Pizzalis, tiro dalla lunga di Luca Pugioni, rimbalzo forte, toccato solo da Pisano ma controllato dalla difesa di casa. Ora Matteo Sata, c'è il blocco di Virbic, c'è un quarto di campo per l'isolamento di Matteo Pisu, palla per Matteo Sata, tripla sul ferro, rimbalzo di Simone Piras. Non è per Pisano, gira la palla in attacco di Porto Torres con Pugioni, va da Pizzalis, butta dentro il numero 17 Petretto, continua a girare la palla con pazienza in attacco di Porto Torres, poi c'è il tiro di Pisano, non il migliore della sua partita, stavolta funziona la zona di Emanuele Rotondo, che sceglie di battezzare una squadra non di tiratori eccelsi. Matteo Satta qui sul blocco solo accennato da Bacchi, che poi rolla verso il canestro, l'altra penetrazione di Matteo Pisu, il fallo questa volta è di Gianluca Ortu, nel frattempo è anch'esso entrato in campo, giocatore con abitualmente poco minutaggio, specialista difensivo a disposizione di coach Corrias, una vita con la maglia del CMB. Altra coppia di liberi qui per Matteo Pisu, e con questi 4 punti risucchia un minimo di svantaggio, riportando i suoi sotto solo di 7 lunghezze, non abbiamo scolinato oltre la metà di questo secondo quarto. Alessandro Pisano, ora la ricezione in punta per Andrea Pizzalis, che forza la penetrazione centrale, poi la palla per Gianluca Ortu, palla che viene di fatto scagliata contro il volto di Krzysztof Bach, l'ultimo tocco è del giocatore polacco, la rimessa da fondo per il CMB. Allora, ancora pericolosa qui per Pizzalis, poi Pisano che fa saltare Simone Pisu, trova una tripla un po' fortunosa che ridà 10 punti di vantaggio ai suoi, tabellata non dichiarata qui dal capitano bianco-blu. Matteo Sata prova ad andare via a Piras, arriva il fallo del numero 8, quinto fallo di squadra. Comunque viaggio in lunetta per Dinamo 2000, ora in bonus esaurito il numero di falli a disposizione nel quarto. Formazione di Corrias, mancano ancora 4 minuti e 10 con Matteo Sacca che mette a bersaglio entrambe le conclusioni. Dinamo 2000 che rimane a contatto. Allora, Alessandro Pisano, lui a gestire, ad avanzare, fare avanzare il pallone in assenza del sostituto Pugioni, palla persa per Porto Torres. Matteo Pisu finta di andare sul blocco di Virdis, poi va dall'altra parte, la penetrazione appoggiata al tabellone, serie di tocchi a rimbalzo, ne viene fuori Porto Torres con Capitan Pisano, pallone per Luzzo, altra palla persa, tocca a Pisano che con un ottimo sacrificio tiene palla in campo da Pizzalis, poi Ortu ancora per il capitano, tripla del capitano, ancora a segno, tripla non proprio in ritmo e 6 punti pesantissimi per Alessandro Pisano. Matteo Satta, linea di passaggio offerta da Virdis, Pisu incrocia, prova la tripla, una volta non premiata, iniziativa del capitano, poi ingenuità di Porto Torres in uscita, ci sono 2 punti per Alessandro Virdis, si arrabbia coach Corrias per questi 2 punti regalati alla formazione di Emanuele Rotondo.
Arriva il time out chiamato dall'allenatore della formazione ospite, che guida con il punteggio di 33-24, 3 minuti e 6 secondi all'intervallo lungo. Abbiamo parlato dei 6 punti pesantissimi di Capitan Pisano, uno dei veterani della formazione oggi in trasferta, in classe 1992, il realizzatore della squadra. Abbiamo accennato nel corso del nostro simile prepartita, nelle fasi che ci hanno portato, introdotto verso la palla 2, alla ottima prestazione fornita dal capitano contro la Coral Alghero. 28 punti per il numero 21. Porto Torres è arrivata a Sassari con un record di 3 vittorie e 2 sconfitte. 2 sconfitte con un margine complessivo di 5 punti, arrivate una in casa contro Sinai 62-60 e una in trasferta contro Carbonia 64-61. Una squadra che, quando non è stata capace di portare a casa i 2 punti, e comunque è stata in partita proprio fino agli ultimi secondi, tanto è ripreso il gioco sul parquet del Palasimo, il pallone per Ortu, che mette palla per terra, poi decide di tornare da Pisano, che batte il diretto avversario in palleggio, trova altri 2 punti, decisamente on fire il capitano del CMB, suoi a memoria gli ultimi 8 punti della sua squadra sono ora 11, quelli di ritardo della Dinamo 2000, con Sata che va ancora dal lato opposto rispetto al blocco portato da Virdis, a tripla di Piso sul ferro, rimbalzo è di Peragallo, ancora Pisano che fa correre Gianluca Ortu, trova altri 2 punti al tabellone. Non ha fatto canestro Pisano, è arrivato l'assist questa volta. Matteo Sata, blocco solo accennato di Bach, si cerca il post di Alessandro Virdis, lavora bene qua la difesa di Porto Torres, che forza l'infrazione di passi di Alessandro Virdis, con una soluzione forse un po' troppo prevedibile, quella cercata dall'attacco biancoverde, che poche soluzioni alternative ha offerto al post basso di Virdis. Ortu, esce Pisano che riceve, va a lavorare spalle a canestro Petretto, poi altri 2 punti per Porto Torres, che prova a scappare per davvero, massimo vantaggio 39-24, 1 minuto e 32 secondi all'intervallo. Matteo Satta, l'uscita di Capitan Pisu per Peragallo, che lavora sul blocco portato da Virdis, a conclusione del 9 viene catturata da Bach, il rimbalzo del giocatore polacco che tira fuori 2 punti dalla spazzatura della partita. Ancora Pisano, Luzzu, un'occhiata al piazzamento dei suoi, la ricezione ora per Pizzalis, continua a girare la palla nell'attacco di Porto Torres con Luzzu, pallone per Ortu, la conclusione sputata dal ferro del Palasimula, poi c'è il fallo di Luzzu e non riesce a evitare il tamponamento portato lì da Matteo Sata. 50 secondi al termine del primo tempo, 2 liberi per il numero 2, cresciuto nelle giovanili della Dinamo. Finora piuttosto precisa la formazione di Rotondo dalla Lunetta, puntualmente va a smentirci, Sata sbagliando il tiro libero, 12 lunghezze di vantaggio per Porto Torres in uno degli ultimi attacchi di questo primo tempo, che ha visto la formazione ospite mettere decisamente in difficoltà la capolista. Qua lavora bene Capitan Pisu in difesa, si chiudono un po' gli spazi nell'attacco di Porto Torres, nel tentativo di ribaltare il lato Gianluca Luzzu va a pestare la linea di fondo, concedendo la rimessa ai biancoverdi. Vediamo
se forzeranno il 2-1, 24 secondi. C'è cronometro che è già sotto i 24 secondi, Piso raddoppia, un altro bel blitz difensivo di Michele Petretto che mette un po' in crisi il capitano della Dinamo 2000, poi Virdis sulla difesa di Ortu che non salta sulla finta, tiro di Virdis sputato dal ferro, per la palla schiacciata a terra di Pisano, non è controllata, è controllabile per Gianluca Luzzi. 2 palle perse di fila per Porto Torres, 3 secondi per tirare, Sata corre il campo, riesce ad appoggiare al tabellone, gli mancano un po' di gambe per trovare 2 punti, dunque Porto Torres che chiude il primo tempo con un paio di palle perse ma comunque avanti di 12 lunghezze, 39-27 per il CMB di Walter Corrias contro la Dinamo 2000 di Emanuele Rotondo. Noi ci prendiamo una decina di minuti scarsi di pausa, ci risentiamo fra poco per il secondo tempo di questa partita. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo.
Amici di Directa Sport, di nuovo live dal Palasimula di Sassari. Sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Dinamo 2000 e CMB Porto Torres. Primi 20 minuti di partita che si sono chiusi con la formazione in trasferta avanti di 12 lunghezze, 39-27 il parziale in favore dei ragazzi di Corrias, che hanno avuto la meglio nei primi 20 minuti di gara, prendo una prova solida difensivamente. Come sempre abbiamo ricordato nel corso del primo tempo quanto questa squadra abbia concesso fino ad ora nelle 5 sfide fin qui disputate solo 66,8 punti di media. Oggi ha tenuto a 27 in 20 minuti una squadra, quella di Emanuele Rotondo, capace di segnarne 80 nei primi 200 minuti di pallacanestro stagionale. Ora arriva il primo possesso del secondo tempo. Arbitri della sfida, ricordiamolo, essere i signori Federico Chierchi e Antonio Gavini, entrambi di Sassari. Arriva la tripla frontale di Parodo, non granché il primo attacco del CMB. Biancoverdi che avranno bisogno di una fiammata per rimettersi definitivamente in partita e per sognare di allungare la striscia positiva. 5 vittorie in altrettante sfide fin qui disputate per i ragazzi di Rotondo. Peragallo cerca Virdis, poi va in punta da Capitan Pisu, il blocco di Virdis, quello di Pioltino per l'uscita di Satta, che mette palla per terra contro Puggioni, non riesce a trovare una conclusione facile. Attacco Dinamo 2000, altra forzatura dall'altra parte di Luca Puggioni. La prova ora a mettere un po' di ordine Satta sul blocco di Pioltino, si va da Capitan Pisu. Ora Peragallo, l'uscita ancora di Satta, Pisu finta di tagliare sulla linea di fondo, poi si va da Peragallo, conclusione corta del numero 9. Retine ancora inviolate in questo primo minuto abbondante di terzo quarto al Palasimula. Tanto qua Pioltino sporca il palleggio di Francesco Parodo. L'ultimo tocco è del classe 1995, ottimo difensore, spesso impegnato sui lunghi avversari più pericolosi. Matteo Satta per Peragallo, costretto a scaricare per Pisu, che va a giocare il pick and roll con Virdis. Altro buon lavoro difensivo di Porto Torres. Allora si va per il rimpiazzo di Peragallo, la cui tripla termina però sul ferro. Il rimbalzo premia la formazione sassarese con Satta che va da Pisu, cerca spazio per penetrazione, poi la lascia lì per Peragallo. Linea di passaggio trovata da Pisu per il suo numero 9, che appoggia al tabellone i primi 2 punti del secondo tempo. Siamo 39-29 in favore del CMB, 7 minuti e 52 secondi. Il fischio arbitrale contro la difesa di Matteo Satta. Primo fallo del terzo quarto per la Dinamo 2000, rimessa affidata a Luca Puggioni. Prende posizione in post Capitan Pisano nel duello contro Pisu. Questa palla complicata nel pitturato per Orto, con un po' di fortuna la palla rimane nella disponibilità del CMB. Il ribattamento per la tripla di Cesaraccio che termina sul ferro. L'ultimo tocco a rimbalzo è di un giocatore di Porto Torres. La rimessa è per la Dinamo 2000. Matteo Satta in punta da Peragallo. Pioltino ancora contro la difesa di Porto Torres, che va a riempire il pitturato. Conclusione forzata, ma possesso ancora per la Dinamo 2000 con Matteo Satta. Prova a prendere lo sfondamento Puggioni, si impietosiscono i direttori di gara per la caduta del numero 2 di Porto Torres. La conclusione della Dinamo 2000 che non trova il ferro del Palasimula, si esaurisce il conto alla rovescia
il cronometro dei 24 secondi, palla persa per la Dinamo 2000, penetrazione centrale qua di Pugioni che prova la lacrima, decisione sfortunata qua del 2 che poi è bravo però difensivamente a sporcare la linea di passaggio, poi prova la palla quasi di tocco per Cesaraccio, idea complicata per il numero 2, classe 1998, ex giocatore di Taba e terzo tempo. Messa affidata ancora a Pisano, un po' pigro questo passaggio, palla recuperata da Pioltino, prova a correre il campo Matteo Pisu, si va da Sancio che pensa solo per un attimo al tiro, va a terra Cesaraccio, l'ultimo tocco è di Parodo. Si ripartirà con una rimessa al lato per la Dinamo 2000. Intanto c'è un infortunio corso a Andrea Cesaraccio, si riprende a giocare, entra la panchina di Porto Torres, si prende cura del suo numero 22, qua c'è spazio per l'uscita di Matteo Pisu, bruciato il recupero tardivo di Pisano, 5 punti, 3 punti scusate preziosi quelli del numero 18. Ora Dinamo 2000 a -7, nella linea del tiro libero la conclusione di Parodo è lunga, va a costare contro il secondo ferro, ora Sancio sul blocco di Virdis e poi lascia il suo playmaker nell'1 contro 1, palla ancora per Virdis che va ancora a bloccare per Capitan Pisu, poi Pioltino finta il tiro, si butta dentro, forza la penetrazione, trova altri 2 punti. Costituiscono il -5 alla formazione di Rotondo. L'ultimo tocco di Virdis, ha provato a rubare palla a Pisano, 5 minuti e 42 secondi all'intervallo, l'ultimo intervallo della partita, quello fra terzo e quarto. Pizzallis si butta dentro contro Virdis, lo scarico per il piazzato di Francesco Parodo, arrivano 2 punti a Dinamo 2000 che ha provato a riempire l'area in questa circostanza, tiro con spazio di Parodo che ha punito la scelta difensiva dei sassaresi, poi Virdis qua appoggia al tabellone, la conclusione che non trova il fondo della retina del CMB, dall'altra parte prova a buttarsi dentro solo inizialmente Simone Piras, poi torna da Parodo, rimette ordine Capitan Pisano, ancora Piras da Pisano, si apre fuori dalla linea del tiro dei 3 punti Parodo che poi a sua volta va a consegnare per Pizzallis a bloccare per lo stesso compagno di squadra, appoggio mancino al tabellone tutt'altro che preciso, rimbalzo Dinamo 2000 che prova a accorciare ancora, chiudere ancora ulteriormente la forbice tra le due squadre. Peragallo un tiro spalle a canestro, conclusione che non è fortunata. Dall'altra parte il gioco da 3 punti di Gianluca Luzzo che si protegge col ferro, trova il contatto con Pioltino, i 2 punti e il libero che potrebbe restituire la doppia cifra di vantaggio alla formazione di Corrias. Il tiro libero supplementare per Gianluca Luzzu, lui che è l'ex di turno, giocatore sassarese, classe 1990, proprio ex Dinamo 2000, cercando di ritrovare continuità dopo che qualche infortunio di troppo gliel'aveva levata. Ancora Pisu che va sul blocco di Virdis, pallone per Sancio, non c'è modo di servire Pioltino, allora si torna in punta dal numero 19, costretto a un tiro complicato che trova comunque il ferro. Peragallo è più reattivo al rimbalzo, va il fallo nella difesa di Porto Torres, infrazione commessa da Gianluca Luzzu e manda in lunetta Peragallo. Nove punti di ritardo per i padroni di casa. Primo libero di Peragallo è lungo.
secondo a bersaglio. 2000 che rimane in partita, non riesce a accorciare. Qua rischia il fallo Virdis su Parodo con questa uscita forte, disturba la conclusione del 15. Sanchu da Matteo Pisu, pallone per Pioltino, da un'occhiata a canestro, poi preferisce tornare dal suo capitano. Peragallo prende posizione, arriva il lob proprio per il numero 9, tagliato fuori Luca Luzzo in questo caso. Altri 2 per i biancoverdi sotto ora di 6. Qua il buon movimento, tiro a bersaglio di Andrea Pizzalis, 3 minuti e 27 secondi a fine del terzo quarto. Ora Sanchu si riaccoppia correttamente la difesa del CMB, altro ottimo blitz difensivo di Pizzalis. Matteo Pisu da lontano, tripla lunga, rimbalzo di Pioltino che fa saltare Luzzu e appoggia al tabellone. Punti numero 38 e 39 per i sassaresi. Tre minuti e 5 secondi. Gioco fermo, forse c'è stata qualche incomprensione al tavolo. Arriva invece il time out di Walter Corrias, 3:05 al termine del terzo quarto. Dinamo 2000 39, CMB Porto Torres 45, piccola pausa per noi. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Sei punti di vantaggio per il CMB Porto Torres di coach Walter Corrias contro la Dinamo 2000 di Emanuele Rotondo, sesta giornata del campionato di Serie D di basket maschile. Porto Torres è impegnata nel rintuzzare il tentativo di rientro della Dinamo 2000. Partita equilibrata. Ora si riparte con la rimessa da fondo effettuata da Michele Petretto che consegna palla e chiavi dell'attacco di Porto Torres a Pisano. Qua buca l'anticipo per Agallo, Virdis mangia il pallone letteralmente a Luz, può correre in contropiede della Dinamo 2000 o quantomeno provarci, visto che il rientro difensivo dei portotorresi è esemplare. Da qua Sanchu perde le misure del campo, va a pestare la linea laterale rendendo il possesso a Porto Torres, chiamata flex di Pisano, non è per Luz, blocco di Petretto che poi esce fuori dalla linea del tiro da 3 punti, prova a sfruttare il vantaggio in termini di chili contro Sanchu, si ritrova per forzare una conclusione, prova a correre ora Sassari con Pacifico, il pallone per Virdis, Sanchu sul lato opposto rispetto al blocco di Virdis, Peragallo in ritmo, tripla sfortunata, sputata dal ferro, un tiro ben costruito dall'attacco sassarese che infatti trova l'approvazione di coach Rotondo. Pallone per Pisano, si mette spalle a canestro contro Sanchu, raddoppio di Pioltino, palla a metà tra Pizzalis e Luzzu. Inizialmente si era sviluppato con vantaggio l'attacco di Porto Torres, raddoppio di Pioltino ha favorito la difesa sassarese, l'uscita di Sanchu, la tripla del 25, il rimbalzo è toccato solo per un attimo da Porto Torres, poi catturato definitivamente da Virdis, fallo dell'altro numero 19 Andrea Pizzalis. 1 minuto e 45 secondi dal
termine del terzo quarto, rimessa da fondo per la Dinamo 2000, sotto di 2 possessi pieni. Sanciu contro la difesa di Simone Piras, si va da Pacifico, poi Pioltino, spalla canestro, la fora bene contro Petretto, non arriva l'aiuto difensivo di Porto Torres. Dinamo 2000 ora lì a -4, buca l'anticipo per Agallo, Luz non riesce a punire l'errore difensivo del 9 di Rotondo. Ora Pacifico che va a spezzare il raddoppio portato lì da Petretto e Luz. Arriva il fallo della difesa di Porto Torres, solo il terzo per i bianco-blu. 1 minuto e 17, squadre ancora distanti dal bonus. Pioltino, pallone per Pacifico, sale per bloccare Bach, uscita di Sancius, si svita ora dal ribaltamento del giocatore polacco, poi per Agallo, palla un po' lenta, arriva la deviazione di Petretto che lascia solo 6 secondi all'attacco sassarese. Si è affidata proprio a Peragallo, l'uscita di Sanciu, 4 secondi per il tiro della Dinamo 2000, dovrà forzare Sanciu, conclusione sul ferro, rimbalzo catturato da Bach, prezioso qua il lavoro del giocatore polacco che va a fare a sportellate contro tutto il CMB. Qua Piras va via molto bene in palleggio, trova la penetrazione con la mano sinistra, 2 punti molto ben trovati qui dal numero 8 Simone Piras, che gli danno 2 possessi pieni di vantaggio al CMB. Per Agallo qua mette palla per terra, lo scarico per Pacifico, tripla corta sul primo ferro, rimbalzo catturato da Andrea Pizzalis, arriva il fallo di Christoph Bach nel tentativo di andare a rubare palla, terzo fallo di squadra anche per la Dinamo 2000, rimessa da fondo per il CMB. 25 secondi e 2 alla sirena di fine terzo quarto, 1 secondo abbondante di discrepanza tra i 2 cronometri del Palasimula. Ultimo possesso gestito da Luca Puggioni. Esce Pizzalis, bel blocco di Luz che ora riceve fuori dalla linea del tiro da 3 punti, pallone recapitato tra le mani di Capitan Pisano sul blocco di Michele Petretto Duro che si apre fuori dalla linea del tiro da 3 punti, tripla pesantissima la messa a segno da Michele Petretto. Suona la sirena di fine terzo quarto, Dinamo 2000 41, CMB Porto Torres 50. Noi ci prendiamo un'altra pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra poco per gli ultimi 10 minuti di questa partita. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Dalla cinquantennale esperienza di commerciali Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale.
ultimi 10 minuti tra Dinamo 2000 e CMB Porto Torres, che iniziano con i padroni di casa in attacco sotto di 9 lunghezze. CMB che nel finale di terzo quarto ha trovato la pesantissima tripla di Petretto, che ha ricacciato dietro una Dinamo 2000 che nel terzo quarto aveva trovato modo di riavvicinarsi fino al -4. Sono sassaresi i primi 2 punti del quarto quarto. Ora Pugioni a orchestrare attacco di Porto Torres, fa Luzzu, mette in frazione di passi, ha dovuto scaricare un po' prima questo pallone per Pizzalis, è arrivata la palla persa per Porto Torres. 9:26 al termine di questa sfida, eseguita da Pacifico per Sanciu, che varca la linea mediana, arriva il blocco di Pioltino che va poi a ribloccare per favorire l'uscita di Peragallo, che controlla in punta, pallone per Pacifico che prova a battere Pisano dal palleggio. Sta bene con lui il capitano, ma è semplicemente più bravo qua il numero 6 a Dinamo 2000 a trovare 2 punti pesanti. Qua c'è il tocco con il piede ora di Pizzallis, quarto quarto che inizia con un mini parziale per la Dinamo 2000 di 4-0, 5 punti di vantaggio. L'uscita di Pisano disturbata da Pacifico che va un passo dal fallo, pallone per Ort, l'uscita di Pugioni che mette palla per terra, scarica per Pizzalis e buca la rettina sassarese, segnando i primi 2 punti di questa ultima frazione. Sanciu trova il fallo di Pugioni. Primo fallo del quarto per Porto Torres, 7 punti di vantaggio per i ragazzi di Corrias, che cullano il sogno di stoppare la corsa della capolista. Non è dello stesso avviso Andrea Peragallo, che trova il tiro da 3 a punire il ritardo difensivo di Porto Torres, poi fa sporca il palleggio avversario. L'ultimo tocco è di un giocatore ospite, inizio positivo per la Dinamo 2000 che esce meglio dai blocchi di partenza di quest'ultimo segmento di gara. Rimessa al lato battuta da Pacifico, si va da Sanciu, ancora per Pacifico che chiude il palleggio forse un po' troppo presto, poi va da Peragallo, lob a cercare Pioltino, palla gettata via dall'attacco sassarese, palla persa inopportuna che potrebbe interrompere, togliere un po' di ritmo, un po' di fluidità questi primi 2 minuti di frazione per la Dinamo 2000. Ora Pugioni, taglio sotto canestro di Piras, perso dalla difesa della Dinamo 2000. Si infuria Rotondo, ancora 6 lunghezze di vantaggio per i ragazzi di Corrias. Peragallo contro Piras, ancora Bersaglio, il classe 1983, giocatore più esperto a disposizione di Rotondo, che si sta caricando la squadra sulle spalle nel tentativo di ricucire definitivamente lo strappolo. Il tiro dalla lunga di Simone Piras, una volta che la Dinamo si riavvicina arriva puntuale la spallata della squadra oggi in trasferta, sta mostrando molto solida. 2 punti di Sanciu. Luca Pugioni proprio contro il 25 bianco-verde, si va da Simone Piras, l'uscita di Parodo, poi il fallo di Pacifico su Alessandro Pisano, primo fallo di squadra per la squadra di Rotondo. Riprende posto sul terreno di gioco Virdis. Si va da Pugioni, pallone per il capitano, ora dal suo numero 2, mette palla per terra, si chiude bene qua
la difesa della Dinamo 2000, non c'è spazio sulla linea di fondo per Pizzalis che non riesce nella rovesciata. Qua blocco duro di Pioltino ma regolare, palla di Pacifico ancora per Peragallo e non ne sbaglia più neanche una ora. La Dinamo 2000 trova il pari a 6 minuti e 24 nel momento decisivo. Si è acceso Andrea Peragallo, il pallone di Pira, spalla persa per Porto Torres che ora appare un po' in confusione. Vediamo se Corrias chiamerà time out. La prima pausa utile. Sanciu, l'uscita ancora di Peragallo sul blocco granitico di Virdis. Qua tiro nettamente impreciso del numero 9. Prova a correre in transizione Porto Torres con Pisano. Ribaltamento per il numero 2 Pugioni. La tripla frontale di Pizzalis non trova il fondo della rettina della Dinamo 2000. Un tempo supplementare abbondante di fatto alla sirena finale, 5:41 al termine al Palasimula, siamo 56 pari. Arriva il tiro di Sanciu sputato dal ferro. Peragallo, Orlota rimbalza e controlla, pallone ancora recapitato tra le mani di Pacifico, sale per giocare il pick and roll Pioltino, grande giocata di Pacifico che cerca l'appoggio Mancino, poi di fatto Pioltino e Virdis si distruggono al rimbalzo. Alla fine la carambola è controllata da Porto Torres, la penetrazione vincente di Luca Pugioni che va a forzare contro due difensori biancoverdi ma a trovare altri 2 punti pesantissimi che ridanno un possesso di vantaggio, per quanto non pieno, alla formazione di Corrias. Ora Virdis per Pacifico che la lascia lì per il 19 che non riesce a controllare il pallone. L'ultimo tocco con la tibia è del lungo di Emanuele Rotondo. 5 minuti tondi al termine di Dinamo 2000 CMB Porto Torres, con la squadra in trasferta avanti di 2 punti. Piccola pausa pubblicitaria. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Due punti di vantaggio per il CMB Porto Torres sulla Dinamo 2000, sesta giornata del campionato di Serie D di basket. 5 minuti al termine, con la squadra di Corrias che poco prima del time out ha trovato 2 punti con Luca Pugioni, 2 punti che hanno riportato avanti i bianco-blu dopo che le triple di Andrea Peragallo avevano praticamente consentito alla squadra di Rotondo di ritrovare la parità. Si riprende a giocare con la palla tra le mani di Alessandro Pisano, riceve su lato Pugioni, ribattimento per Parodo, cambia lato attacco di Porto Torres, il piazzato di Pizzalis. Il rimbalzo tocca Parodo ma non controlla, l'ultimo tocco è del numero 15. Giocatore prodotto del CMB, sempre giocato con questi colori nel corso della sua carriera. Ora Sanciu, palla persa per la Dinamo 2000. Pugioni va a slalomeggiare, la lascia lì per Piras, poi la palla che arriva in qualche maniera sotto canestro. Piras, poi l'erroraccio della difesa biancoverde fa infuriare Rotondo, ma Piras restituisce immediatamente il regalo non punendo, con 2 punti pesantissimi. Pisu, l'uscita di Sanciu, Peragallo con Virdis che va a prendere posizione nel pitturato, prova a prendere posizione nel duello tra il numero 19, bel giro, non c'è aiuto dalla linea di fondo. Virdis si beve Pizzalis, realizzando i punti 57 e 58 per la Dinamo 2000, 3 minuti e 50. Le squadre in parità a quota 58, stiamo entrando nella fase caldissima del match. Pallone qua per Pugioni, un po' troppo alto, servitogli da Capitan Pisano. Pugioni non riesce
a controllare questa sfera, palla persa sanguinosa per il CMB. Un solo fallo di squadra in questa ultima frazione per le due squadre. Dopo sono stati giocati 6 minuti abbondanti da Sanchu. Palleggio contro Luzzu, doveva farsi vedere Pisu, blocco di Virdis per favorire proprio l'uscita del capitano, consegnato di Pioltino proprio per il numero 18. Arriva il fallo di Simone Piras, dicevamo solo il secondo di questa ultima frazione. Tanto, se non abbiamo interpretato male la segnalazione arbitrale, fallo fischiato mentre Pisu si trovava in azione di tiro, motivo per cui per il numero 18 da Dinamo 2000 arrivano due tiri liberi pesanti, il primo dei quali va a Bersaglio e ridà il vantaggio alla formazione bianco-verde dopo una vita, 60-58. Ora praticamente a 200 secondi dalla sirena finale, salvo tempo supplementare. Luzzu per Parodo, spalla a canestro, prova a lavorare Pizzalis contro Virdis, ancora il lavoro, la confusione mancina di Pizzalis, non trova il fondo della rettina, prova a correre in transizione Sanchu che va vicino all'inflazione dei passi, poi la lascia lì per Pisu, la palla per Peragallo, tripla aperta per il 9, poteva avere un peso specifico importantissimo nell'economia della partita. Pisu va a caccia dello sfondamento, il fallo è però in difesa del capitano che ha aggiustato all'ultimo la sua posizione difensiva, almeno questa la decisione del direttore di gara Gavini, che ricordiamo dirige questa sfida insieme a Chierchi. Tanto c'è un time out sul parquet del Palasimula, 2 minuti e 48 secondi dal termine di questa sfida, che vede avanti la Dinamo 2000 con il punteggio di 60-58 contro il CMB Porto Torres. Noi approfittiamo di questa pausa, rimaniamo qui al Palasimula per ricordarvi che questa sfida è valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D, tornata che si completa con gli incroci tra Coral Alghero e Uri, Carbonia sul Cispes, Sant'Antioco, Cussassa, Scuola Basket Cagliari, Sinai, San Salvatore Selargius, Elmas Nuoro e Vitalis San Gavino contro Quartu, per una classifica che dopo le prime 5 tornate con Elmas, Sinai, Sulci, Spes e Uri con una parità in meno vedeva in testa la Dinamo 2000 con 10 punti, 8 lunghezze per Elmas e Sinai, che dunque avrebbero la possibilità di mantenersi anch'esse a punteggio pieno. 6 punti per Porto Torres, Carbonia, Sulci, Spes, Coral e Cussassari, 4 punti per Uri, 2 per Nuoro, Scuola Basket Cagliari e Vitalis San Gavino, 0 per Quartu e San Salvatore Selargius. Le squadre riprendono posto sul parquet, come detto 2 minuti e 48 alla sirena finale al Palasimula, teatro di questo appassionante Dinamo 2000 CMB Porto Torres, che riprende con la rimessa da fondo battuta da Luzzu. Lugioni chiama proprio il 33 a salire, poi il blocco di Parodo che si apre per il tiro da 3 che trova il ferro, l'ultimo tocco è di Puggioni, rimessa per la Dinamo 2000. Messa affidata a Pisu, Sancho con dei problemi in ricezione, il tocco, l'ultimo tocco è di Pisano, Dinamo 2000 che rischia la palla persa, pericolosissima, mettendo il pallone in gioco. Matteo Pisu si allunga la difesa di Porto Torres per mangiare qualche secondo alla costruzione sassarese. Peragallo si butta dentro sfruttando il blocco di Virdis, 2 punti di tecnica del numero 9, 4 punti di vantaggio ora per la Dinamo 2000.
Luca Pugioni, pallone per Capitan Pisano. Eccolo il duello tra capitani, grande giocata di Alessandro Pisano, che in estensione trova 2 punti pesanti che consentono ai suoi di rimanere vivi. Sanchu, pressione di Pugioni, infrazione di 8 secondi nell'attacco sassarese. Ha pareggiato tantissimo Sanchu, si è allungata bene la difesa CMB, recupera un pallone importante che le consentirà di attaccare a 107 secondi dalla fine, con la possibilità di pareggiare se non superare la squadra di Emanuele Rotondo. Pizzalis riceve Luzzu, poi in punta da Luca Pugioni, protagonista con la sua pressione della palla recuperata che ha generato questo attacco. Pisano ancora per il suo numero 2 che va sulla linea di fondo, la palla per Luzzu, palla pesante nelle mani del 33, 62 pari, 1 minuto e mezzo, viaggia punto a punto questa finale. Sanchu ancora contro la pressione di Pugioni, questa volta oltrepassa la linea di metà campo in tempi decisamente più celeri. Poi Pisu, penetrazione con la mano sinistra, rimbalzo di Pioltino che va a pescare il fallo della difesa, andrà in lunetta con 2 liberi. Il fallo è di Francesco Parodo, comunque 2 liberi pesanti tra le mani di Matteo Pioltino. Cerca la concentrazione, mette a segno il primo libero, cala il silenzio al Pallasimula, 2 su 2 di Pioltino e di nuovo 2 punti di vantaggio per la Dinamo 2000. Pugioni, pallone per Pisano sul blocco di Pizzalis, il fallo della difesa. Tre pari il conto dei falli in questo terzo quarto, rimesso da fondo per Gianluca Luzzu. Sulla linea di fondo prova anticipo Matteo Pisu nel tentativo di negare la ricezione a Pisano. La si marcano a vicenda i 2 capitani, rimessa tra le mani di Pugioni, poi Pizzalis. Pisano può giocarsi l'1 contro 1 contro Pisu, arriva il blocco di Parodo, il suo sostegno si apre per il tiro da 3. Parodo, conclusione che non trova neanche il ferro del canestro avversario. 49,5 al termine, rimessa di Peragallo tra le mani di Sanchu, palla per Matteo Pisu. Pisano rischia di rubar palla per Pisu, la lascia lì per Sanchu, non Virdis ad aprire gli spazi per consentire di ricevere questo pallone. Poi Pioltino mette palla per terra da lontano, Pugioni prova a rubare, trova il fallo a 6 secondi allo scadere dei 24. Arriva il time out al Pallasimula, dunque Dinamo 2000 avanti di 2 punti, 30 secondi e 4 decimi al termine della partita. La Dinamo 2000 avanti di un possesso, 30 secondi dal termine, 4 falli di squadra per il CMB, 3 per i bianco-verdi di Emanuele Rotondo. Dinamo 2000 che, lo ricordiamo, arriva a questa sfida dopo una vittoria anch'essa punto a punto ottenuta sul parquet di Nuoro. La formazione barbaricina è stata sconfitta per 68 a 67. Porto Torres, arrivata invece a Sassari dopo la vittoria interna contro la Coral Alghero 79-71, una partita che ha visto protagonista Capitan Pisano, autore di 28 punti nell'ultima tornata di campionato.
rimessa da fondo per la Dinamo 2000 con 14 secondi sul cronometro dei 24 secondi. A batterla c'è Sanciu, palla per Pioltino che prova a lavorare le spalle a canestro, arriva il fallo della difesa, il fallo di Francesco Parodo che non è d'accordissimo sulla bontà della decisione arbitrale. Dunque 2 liberi pesantissimi per Pioltino, che potrebbe in caso di 2 su 2 dare 2 possessi di vantaggio alla sua squadra. Prima a Bersaglio, il secondo idem. 4 su 4 pesantissimo la lunetta per Pioltino in questo finale di gara. Luca Pugioni, l'uscita di Pisano, Pugioni la lascia lì per Luzzu, il tiro del 33 non trova neanche i ferri, rimbalzo di Pugioni a provare a dare un attimo di vita a Porto Torres, la tripla di Pizzalis, -1 Porto Torres, c'è ancora vita per la squadra di Rotondo, 66 a 65, 11 secondi e un decimo dal termine di questa sfida. 2 liberi di Pioltino sembravano aver messo la parola fine sulla partita. È arrivata la tripla pesantissima di Andrea Pizzalis, giocatore classe 1990, cresciuto nelle giovanili del CMB, anche le maglie di Mosby e Taba nel corso della sua carriera. Giocatore bravo, spalle a canestro, ma che, come appena dimostrato, non disdegna abbandonare il pitturato. Giocatore importante a disposizione di Walter Corrias. Emanuele Rotondo va a disegnare l'uscita dal time out, va a disegnare questa rimessa da fondo con Porto Torres costretta al fallo sistematico. Vediamo un po' quale sarà il ricevitore scelto da Rotondo. Rimessa affidata a Sanciu. Sanciu va da Piso, arriva il fallo di Pisano. Eccolo qua, il viaggio in lunetta per il numero 18 della Dinamo 2000. Due liberi che comunque non chiudono definitivamente la partita. In caso di 2 su 2 si andrebbe sul +3. Primo libero di Pisu, va a Bersaglio. Intanto arriva la chiamata di time out di Corrias in caso in cui Pisu non segnasse il libero. Eccolo qua il minuto di sospensione chiamato da il tecnico di Porto Torres. Nella formazione bianco-verde di casa avanti 68 a 65, 9 secondi e 6 decimi. Vediamo quale sarà la scelta difensiva di Rotondo. Rischiare di concedere la tripla al CMB oppure di trovare il fallo sistematico per poi avere tra le sue mani la sorte di questa partita. Arriva il fischio dei direttori di gara che, ricordiamolo, sono stati i sassalesi Federico Cherchi e Antonio Gavini a richiamare le squadre in campo. Due coach che con un po' di mestiere vanno a guadagnare qualche secondo prezioso per limare gli ultimi dettagli di questa sfida che terminerà fra 9 secondi e 6 se non ci sarà il tempo supplementare. Rimessa per Porto Torres, vediamo un po' cosa avrà
disegnato Corrias. A batterla c'è Pizzalis, si cerca l'uscita di Pisano, prova l'anticipo Peragallo, Pisano mette a posto i piedi, tripla sul secondo ferro, rimbalzo di Pisu che poi fa a prendersi il fallo di Luca Puggioni, esulta Emanuele Rotonde. Adesso un libero di Pisu potrebbe consegnare la sesta vittoria consecutiva, la sesta in campionato alla Dinamo 2000 contro una CMB Porto Torres avanti per gran parte della sfida. Lunetta Matteo Pisu, ecco il libero che potrebbe aver chiuso la partita. 2 su 2 di Pisu, 5 lunghezze di vantaggio. Gianni prova a prendersi una tripla da metà campo, palla che sbatte sul tabellone. Questa l'ultima giocata della partita con Peragallo che stringe a sé l'ultimo pallone di questa partita. Suona la sirena al Palasimula, la Dinamo 2000 centra la sesta vittoria consecutiva, la sesta in altrettante sfide disputate in questo avvio di campionato di Serie D, battendo il CMB Porto Torres con il punteggio di 70 a 65. Dunque Dinamo 2000 che sale a quota 12, CMB che rimane a quota 6 con 3 vittorie e 3 sconfitte. Io ringrazio Alberto Tosini per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Vi rimando ai nostri contenuti infrasettimanali per le interviste del post partita. Ricordo per l'ultima volta che la Dinamo 2000 ha battuto il CMB Porto Torres per 70-65. Un saluto da Mauro Garavo, buon proseguimento con i programmi di directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.